Rischio paralisi dentro Aula Sollano con l'uscita dalla coalizione dei componenti ex alfaniani. I numeri non sono più dalla parte del sindaco Firetto e i primi segnali hanno fatto capolino nella seduta di ieri sera quando le opposizioni hanno deciso di abbandonare i banchi. Inevitabile la caduta del numero legale e lavori interrotti tutti a casa. Ma la ripresa si annuncia complicata perché è vero che in seconda convocazione il quorum scende a 12, ma raggiungere anche questa soglia non sarà impresa facile per il gruppo firettiano. Il consigliere comunale forzista William Giacalone tuona. Vedremo chi farà da stampella ad un'amministrazione e ad uno schieramento che non mostrano nemmeno garbo istituzionale di chiedere collaborazione. Da sole, aggiunge, non hanno più i numeri neanche per aprire la seduta e le dinamiche politiche rischiano di impantanare alcuni punti importanti all'ordine del giorno, come la determinazione della Tari. Qualche giorno fa il sindaco, quasi a voler mettere le mani avanti, aveva detto: non credo che il Consiglio Comunale potrà votare contro la riduzione della tassa sui rifiuti. Il semaforo rosso scade il 31 marzo, vigilia di Pasqua. E intanto sempre un altro forzista, Pasquale Spataro, ha invocato un dibattito in aula per la verifica sull'attuale situazione politica dopo il disimpegno di Mirotta, Sollano e Nobile, a cui si è aggiunto ieri anche il vicepresidente Gianluca Urso, il quale ha lasciato Alternativa Popolare per approdare assieme ad Angelo Vaccarello nel gruppo Popolare Autonomisti che fa riferimento a Roberto Di Mauro. In un'aula impigliata però ieri sera all'unanimità in riferimento alla rettifica dei confini rispetto al territorio di Favara è stata approvata l'adozione delle modifiche richieste dai cittadini e le carte di una vicenda che si trascina ormai da un decennio sono pronte a partire per Palermo. Presente dentro Aula Sollano una delegazione di residenti di Favara Ovest. Adesso gli incartamenti partiranno alla volta dell'assessorato regionale agli enti locali, il quale avrà il compito di proclamare un referendum confermativo.